Con il protocollo 2019 per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si sancisce il no glifosate. Stop al glifosato. Da oggi nei 15 comuni della DOCG tra Conegliano e Valdobbiadene è vietato l'uso della sostanza chimica più discussa degli ultimi anni, utilizzata come diserbante tra i filari. Un divieto sancito dal nuovo protocollo viticolo che propone un sistema virtuoso di difesa integrata della vite e quindi una maggiore tutela del territorio in termini di sostenibilità dell'agricoltura. Il glifosate sappiamo che è utilizzato e permesso a livello europeo, a livello nazionale. Noi siamo l'area geografica più ampia d'Europa che ha detto di no al glifosate. E così la sostenibilità della produzione, dopo un periodo di accese polemiche anche con le popolazioni locali sull'uso di sostanze chimiche nei vigneti, diventa un ulteriore punto di forza del Prosecco DOCG, una delle voci più importanti dell'economia della Marca. 15 comuni, 8.000 ettari a vigneto, 92 milioni di bottiglie, il 42% delle quali esportato in tutto il mondo ed un fatturato di 502 milioni di euro. Messo al bando il glifosato, ora per il diserbo nei vigneti si useranno le lavorazioni meccaniche, laddove è possibile passare col trattore. Nelle colline più ripide, dove non è permesso la meccanizzazione e l'accesso di attrezzature, o si va a sfalciare a mano con il decespugliatore, cosa che è una pratica ormai molto diffusa, oppure sono ammesse quelle sostanze naturali di origine vegetale ammesse dalla viticoltura biologica. Sempre più all'insegna della sostenibilità anche la lotta ai parassiti. Noi continueremo portando il più possibile la diffusione di tutte quelle pratiche agronomiche che riducano notevolmente l'utilizzo delle sostanze chimiche, quindi avanti con gli insetti utili nei confronti degli insetti nocivi, avanti con la confusione sessuale e con tutte quelle strategie che anche da un punto di vista agronomico possono veramente limitare l'utilizzo degli agrofarmaci